Allora, buonasera, grazie per essere intervenuti. Oggi abbiamo una conferenza dal titolo I 70 anni di Israele, tenuta dal dottor Ilan Brauner, che mi onoro di conoscere dagli anni 90. Il curriculum di Ilan Brauner, nato in Israele da famiglia di pionieri arrivati in Palestina nel 1882, provenienti da Odessa, oggi Ucraina, e da Iasi, oggi Romania. L'altra parte della famiglia da sempre risiedeva nella città cabalistica Safed in Galilea. Dopo la maturità biologica, nel 1957, Ilan Brauner entra nel 51esimo reggimento della brigata Golani. Successivamente passa al 9° reggimento della famosa brigata corazzata numero 7 e da allora ha sempre svolto l'attività militare come carrista fino al congedo dall'esercito. Perché era arrivato al 51esimo anno di età e quindi deve passare ad altri servizi dello Stato. Ilan Brauner è arrivato in Italia nel 1960, consegue la prima laurea in veterinaria a Bologna per poi esercitare la professione di veterinario in Israele. Nel 1966 rientra in Italia per iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia a Padova e si laurea nel 1971. Si specializza poi in urologia a Padova e in medicina legale all'Università di Ferrara, quindi le lauree sono 2 e 2 anche le specialità. Da medico entra come assistente presso l'ospedale civile di Treviso e poi nell'ospedale di Pordenone, ma dal 1975 svolge attività di medico legale su scala nazionale, occupandosi specialmente di malpractice, cioè di malasanità. Ecco, e oggi presenta questo capitolo di storia molto importante, sono i 70 anni di Israele. Prego. Ringrazio di essere presenti. 70 anni di problemi, 70 anni di delegittimazione, 70 anni di prova di forza con i paesi arabi, 70 anni di, anzi è aumentato di recentemente il movimento che cerca di chiedere: ma questo Stato di Israele ha diritto di esistere o è una creazione coloniale? Quindi uno Stato che non deve essere. Israele è un paese ammirato e odiato nello stesso tempo. Paese che ha passato varie fasi, paese che si è sviluppato prevalentemente da solo, si è difeso sempre da solo, non è stato mai presenza di soldati stranieri sul territorio israeliano. È paese che è sempre sotto esame di coloro che vogliono giudicare anche l'Italia adesso, di altri che sono stati già dismessi, comunque hanno perso qualsiasi velietà, qualsiasi virtù, un Reva che ha dichiarato che Gerusalemme è una città araba, che c'entrano gli ebrei a Gerusalemme. Gesù non si è mai esistito allora. Ma se andiamo a vedere l'origine di Israele, forse riusciamo a capire se c'è un legame fra il popolo ebraico e la terra di Israele, se è una invenzione dei zionisti o è una cosa che ha avuto un suo percorso storico. E vediamo da dove sono venuti gli ebrei. Ce l'hai dietro? Ok, come vedete questo è l'Iraq. La parte alta
La parte alta è la parte dove è arrivato Abramo. Come faccio? Ce l'hai una? Puntatore no. No, dove c'è quel quadrato verde. Quadrato verde. Gli Assumeri sono la zona delle 2 o 3 frecce centrali, i babilonesi sono quelli della freccia in basso. Abramo ha lasciato l'Iraq, la parte nord dove c'è adesso la zona di Kurdistan, al confine con la Siria, è andato senza GPS lungo tutto il deserto, quindi è la linea verticale parallela al mare che è il colore blu, sì, questa, è andato giù a Canaan, che era un paese privo di ebrei naturalmente, Canaan, che è Palestina, che è di Israele. Andiamo avanti. Questo risale a circa 2800 avanti Cristo. Poi gli ebrei sono Abramo, Isacco e Giacobbe, ospiti, praticamente ospiti, erano una famiglia allargata, in mezzo a tanti popoli locali. Non bisogna nascondersi dicendo, grazie, dicendo, ho preso la mia caramella per evitare la tosse, non bisogna nascondersi dicendo che Canaan, Israele e Palestina era già popolata di popoli autoctoni, come Veneto era il popolo veneto, poi i friulani sono un po' più recenti rispetto agli altri, sono i popoli autoctoni che sono stati occupati e in parte assimilati. Voi sapete la storia di Giuseppe, venduto in Egitto, poi suo papà e gli altri 11 fratelli hanno seguito in Egitto, dove gli ebrei sono migrati e sono rimasti 400 anni. Sapete la storia di Mosè con l'uscita dall'Egitto, ed ecco c'è la mappa che fa vedere il rientro degli ebrei, che potevano fare in una settimana a piedi, 2 settimane, un mese, invece sono rimasti 40 anni. La spiegazione ufficiale è che sono partiti da schiavi e Mosè, che era schiavo, che non era schiavo però è nato in Egitto, anche lui non è entrato in Israele, è morto vedendo l'Israele, che gli schiavi non potevano entrare in Israele, perché in Israele dovevano entrare solamente gente fiera e libera, quindi durata della vita dell'epoca era pressopoco questa, quindi 40 anni nel deserto senza acqua, con tutti i rischi che ci sono, ecco qua come hanno fatto i giri attorno, e in centro del penisola di Sinai, che voi sicuramente vedete perché in mezzo ai 2 branche del Mar Rosso, vedete c'è Monte Sinai, dove c'è adesso Santa Caterina, costruita nel 345 d.C. Avanti. E qui siamo, l'Egitto, siamo circa a 1800 avanti Cristo, 1700. Qui vediamo, qui un po', la mia segretaria un po' ha alterato, qui siamo già agli anni 0, Gesù, e vediamo come che, bisogna vedere l'altra, forse quella successiva, e la vediamo successiva e vediamo cosa. Ecco qua, gradisci, questo qui purtroppo è Canaan, occupata dai tribù, 12 tribù che poi sono, senza togliendo via 2, Levi e l'altra che era diciamo incorporata. Ecco, questi sono il Canaan come è stato diviso fra i 10 tribù. Come vedete andiamo anche alla Cisgiordania, andiamo anche alla Giordania vera e proprio, che se vedete il Mar Morto, che è quel fazzoletto di mare, una linea dritta verso alto che è il Giordano,
il mar di Tiberiade, a destra è la Giordania, che era una parte del regno di Israele. A sinistra invece vedete tutto, ma curiosità, la striscia di Gaza, che la vedete di colore rosa più basso, eccola qua, non è mai stata ebraica. Lì c'erano i Filistei, che sono i popoli del mare, popoli greci, popoli arrivati da Creta o da Cipro, non si sa, che ricordate Samsone, i capelli dell'Aila, dell'Ila, eccetera, eccetera. Non era mai Israele, era un grandissimo nemico avversario di Israele. E tuttora è così, striscia di Gaza. Avanti. No, allora andiamo a vedere quello che abbiamo visto prima. Sì. Ecco qua. In tempo di Gesù, allora in tempo di Davide, Israele è stata al massimo della sua potenza. Davide e Solomone erano, il primo re era Saul, il secondo re era Davide, il terzo era il figlio Solomone, e così sono andati avanti parliamo di Solomone che è 1000 avanti Cristo, il regno, e Davide era 1100 avanti Cristo, e così andiamo avanti fino al 600 avanti Cristo, quando è stata distrutta l'Israele, la Giudea e Samaria, e gli ebrei sono andati in diaspora da babilonesi, sono andati in Iraq. Sono rimasti 70 anni, tutto il popolo è andato e tutto il popolo è tornato dopo 70 anni. Con chi? Con Ciro l'iraniano, il persiano. Ironia della sorte, lui l'ha fatto uscire, occupando Babilonia, l'ha fatto uscire, l'ha aiutato di tornare indietro in Israele, costruire il secondo tempio. Sì, se fate le somma dei migliaia di anni che gli ebrei erano in Israele, Palestina, Canaan, quello che volete, andiamo dal 2008, andiamo al 300-400 d.C., quando che l'ultima ribellione contro i Romani è stata domata, e gli ebrei sono chi è rimasto in vita, perché è stato un bagno di sangue, più di 1 milione di morti su 2,5 milioni di abitanti. Chi è rimasto in vita è stato portato fuori da diaspora dai Romani, e di là è cominciata l'Odissea degli ebrei. Se si aggiunge anche la benedizione della Chiesa, popolo errante, rimanerete erranti per sempre, rimarrete poveri, rimarrete sempre alla merce di tutti, quindi voi sapete che è cominciato dai Romani in quell'epoca. In epoca di Gesù, Israele, l'ebraica, era già ridotta molto. Vedete in alto giallo a sinistra, in alto Mediterraneo, e il Libano in alto. C'era ancora la parte destra del Giordano, che è la Giordania di oggi. C'è la striscia di Gaza, però è tutto quanto recintata, perché era sì e no. C'erano delle sinagoghe a Gaza, però gli ebrei erano in minoranza rispetto a discendenti di Filistei. Dal nome dei Filistei i Romani hanno chiamato Palestina in segno di spregio agli ebrei. Loro, i Filistei, i greci che non c'entravano, in minoranza, 500.000, un fazzoletto di terra, hanno dato il nome al più grande conflitto etnico esistente da ultimo 100 anni, cioè Palestina, ebrei, arabi. Avanti. Avanti, dietro. Ecco. E gli ebrei, voi sapete, avete qui il ghetto di Vittorio, c'è il ghetto di Conegliano, il ghetto di Venezia. Gli ebrei sono qua nel Veneto dal 1000 d.C.
Prima sono venuti una parte dalla Germania, come voi già avete imparato sicuramente da tempo qua, da lezioni che avete, una parte sono arrivati, la maggioranza, peregrinaggio da Roma, perché gli ebrei trasportati da Romani sono arrivati a Ostia e da Ostia sono arrivati a Roma. Parliamo, i primi sono arrivati nel 77 d.C., i secondi nel 150 d.C., la rivolta di Bar Kosiba, che ha distrutto l'Israele, la ribellione è durata un anno e mezzo, i Romani hanno distrutto totalmente, è diventata terra arata, Gerusalemme si chiamava Ilia Capitolina. Non più Gerusalemme, mai menzionato gli ebrei, mai menzionato l'Israele. Ilia Capitolina, e Israele è diventata un deserto da tutti i punti di vista, finché qualcosa con i Bisanti, che hanno ripreso il percorso religioso del cristianesimo, del proto-cristianesimo, l'inizio del cristianesimo, hanno costruito nelle città bibliche, hanno costruito insediamenti cristiani, quindi hanno un po' vivacitato, ma era uno qui, uno lì. Per la maggioranza, Palestina, Israele, la Giudea, Samaria sono stati deserti. Gli ebrei erano sparsi nel mondo, cercavano sempre un posto dove potevano stare, scappare via dalla Inquisizione, persecuzione, andavano sempre più a nord, alla ricerca a nord, perché il nemico, l'origine, il cuore del nemico era Roma, la Chiesa, che la Chiesa in tutti i modi ha cercato di mantenere gli ebrei in situazione di sottomissione. Gli ebrei di Roma erano praticamente i servi del Papa fino al 1870 dal punto di vista giuridico. Dovevano chiedere dei permessi anche per sposarsi. Per quello sono corsi nel 1943, all'epoca delle fosse ardentine, sono corsi in Vaticano a chiedere: noi siamo i tuoi servi, aiutaci da scappare via dalla morte. E lui, voi sapete la risposta. Ebrei sparsi nel mondo. In Russia nel 1850 la concentrazione più alta, 3 milioni e mezzo. La Polonia 2, Paesi Baltici 1, Italia sempre 70.000, arrivati quasi 1.700.000, ridotto in numero per vari motivi, 70.000, attualmente 43.000 con gli israeliani che stanno in Italia, compreso me. Nel tempo del zar le persecuzioni in Russia erano gravissime, quasi come quello dell'epoca di Stalin, quasi. Gli ebrei non potevano uscire fuori delle zone dove erano, non potevano fare l'attività libero professionista, l'attività accademica, andare alle università, servire il militare. Poi dopo hanno cambiato nel 1870, hanno obbligato gli ebrei di fare servizio militare, pensando in questo modo di farli trasformare in ortodossi cristiani ortodossi. Questa è l'idea di Rasputin o di qualcun altro che l'ha preceduto. Quindi gli ebrei erano con l'acqua alla gola.
quelli dell'est, quelli dell'ovest, Germania, Inghilterra, Francia, eccetera, è cominciato un altro movimento, altrettanto pericoloso, delle assimilazioni, cioè ebrei che hanno detto possiamo rimanere ebrei, però noi siamo cittadini inglesi, francesi, tedeschi, dobbiamo seguire tutto, noi non vogliamo avere nessun rapporto con la sinagoga, nessun rapporto con la religione, vogliamo mangiare il prosciutto, vogliamo che i nostri figli si sposano secondo se innamorato di una cristiana, che si sposa una cristiana o viceversa. Quindi c'è stato un movimento di assimilazione fortissimo che ha ridotto il numero degli ebrei di metà nell'Europa occidentale. Ma in Russia cominciavano i venti socialisti, prima ancora del comunismo, contro i zar, mentre in Francia è successo la guerra Francia-Prussia-Germania. 1870, perso dalla Francia, che ha cercato un capo espiatorio, ha trovato in Dreyfus, che era capitano ebreo nell'esercito francese, che aveva l'amante una tedesca. L'accusa, fabbricata dai servizi segreti francesi, era che lui ha passato informazioni su tutto l'esercito francese, su tutta la linea che arrivava dall'Olanda, da Belgio fino alla Svizzera, ai tedeschi, e lui è la causa della perdita della guerra. Il processo Dreyfus, 1878 in poi, umiliazione, l'ebreo, traditore, Giuda, eccetera, ma non ha convinto la faccenda, si capiva che era fabbricato. Émile Zola, che era uno dei scrittori più importanti francesi dell'epoca liberale, è uscito a favore e sono riusciti a ottenere la revisione del processo, che ha assolto Dreyfus e ha indicato i colpevoli che hanno fatto il falso, che era nel ministero, personaggi alto livello che sono stati in qualche modo graziati, sono andati dentro in galera, qualche piccolo pesciolino, eccetera. Ma uno dei reporter, uno dei giornalisti che era presente, era un ebreo ungherese che viveva a Vienna, che si chiamava Herzl, che era uno di quelli che erano assimilati, perché Herzl dice sì, sono ebreo, però insomma io posso conservare l'identità ebraica, ma io sono austro-ungarico. Mangio quello che voglio e faccio sabato faccio quello che voglio. Però le umiliazioni di Dreyfus, e trascinando tutto il popolo ebraico alla umiliazione, ha svegliato in lui quel sentore, la scintilla che è la ingiustizia. Ha pensato, ha scritto a destra, a sinistra, gli ebrei sono 100 ebrei, 100 idee, 100 partiti, come l'Italia è ancora da imparare dagli ebrei su questo, e era difficile mettere insieme i religiosi e non religiosi, gli orientali, i russi, i polacchi, eccetera, con occidentali, i tedeschi, che si vergognavano degli ebrei orientali. Quando io vedo all'aeroporto Tel Aviv, vedo i zeloti, i Hasidim, con tutte le cosette eccetera, io rido, ma quando ci sono dei turisti cinesi adesso, no? I giapponesi ormai sono già di casa, cinesi, subito tutta la macchina fotografica. A Venezia domenica è arrivato un Hasid, che sarebbe uno di quelle sette delle ebrei, eccetera, aveva in testa, io le chiamo il nido di cucolo, c'è un cappello di pelliccia enorme, aveva la barba tutta bella, vestito nero, calze bianche alla suava,
scarpe del cardinale, una figura, eccetera. Quello era un'attrazione del ghetto. Io credo che dovevano pagarlo di essere lì, perché tutti erano con la macchina fotografica, gli stranieri, eccetera, nel ghetto, perché poi nel ghetto ci sono i religiosi che sono abitati, sono venuti a fare la yeshiva, dove i loro bambini, eccetera, tutti sono come le pecorelle, tutti con l'affarino lì, eccetera. Quello erano gli ebrei dell'est, che gli ebrei dell'ovest, i tedeschi, gli inglesi, i francesi assimilati, per fare un nome, Rothschild, Goldstone, Brandes, eccetera, si vergognavano di questi ebrei, che poi la metà non aveva lavorato mai, erano solo nei studi, nei yeshiva, scuole rabbiniche, sinagoga, piccoli commerci, piccoli affarini, insomma non erano produttivi. E quello che diceva qualcun altro, che però li ha mandati dopo nelle camere a gas, diceva: ma perché dobbiamo tenerli se quelli sono gente che non produce? Nel 1897 ha riuscito a mettere insieme 150 personaggi ebrei dall'est, dall'ovest, 2 o 3 da Palestina, dall'America 2 o 3, prevalentemente erano dell'est Europa, divisi fra socialisti e fra religiosi, e hanno fondato il movimento zionistico. Zion cosa vuol dire? Vuol dire Gerusalemme, in uno dei nomi biblici di Gerusalemme è Zion. Quindi hanno creato questo movimento che doveva raccogliere gli ebrei, non sapevano cosa fare. Ma lui ha detto, Herzl, se volete, non è una leggenda, cioè se si comincia, basta cominciare, dopodiché le cose vanno da sole. Noi dobbiamo tornare dal paese dove siamo originati, dobbiamo tornare a Palestina, perché si chiamava così. E chi era in Palestina? I turchi. Da quanto tempo i turchi erano in Palestina? Erano da 400 anni. Prima di loro erano i Mamluchi, che sono turchi egiziani, 200 anni. E prima di loro chi c'era? I crociati per 200 anni. E prima dei crociati chi erano? I musulmani per 500 anni. E prima dei musulmani chi erano? I bisanti cristiani per 300 anni. E prima di loro i romani per 200 anni, e prima di loro gli ebrei. Vedete? Allora, se parliamo Italia, vediamo Alto Adige, bene, Alto Adige, austriaci, italiani, Italia, c'è un passaggio diretto, c'è un passaggio solo. In Palestina ci sono tanti passaggi, sono tanti che si sono alternati, tanti che chi aveva diritto, che non aveva diritto. I crociati dicevano re di Gerusalemme, i 200 anni. Gli arabi non hanno mai però considerato Palestina come una terra autonoma, non c'è il califo di Gerusalemme. Il califato era a Damasco, non a Gerusalemme, non c'era mai. Non c'era mai uno Stato arabo palestinese in Palestina, in Giordania. C'era in Siria, Libano, una creazione francese del 1920. Non c'era. Quindi il zionismo è stato un movimento culturale, politico, che voleva abbracciare gli ebrei, metterli insieme, non difenderli, non c'erano ancora istituzioni, c'era solo l'idea. Herzl è partito, è andato a parlare con il Kaiser tedesco, con il Khedive di Istanbul, con Rothschild l'ha combinato in Francia, e altri l'hanno combinato in Inghilterra con il primo ministro, eccetera, eccetera, per vedere se possiamo risolvere il problema ebraico. La prima volta è stato coniato il problema ebraico. Possiamo risolvere il problema degli ebrei dandogli uno Stato.
perfino si è battuto dandogli l'Uganda, come fosse Uganda era un deserto, tanto per dire, in mezzo ai negri. Altri dicevano diamogli l'Argentina, dove ci sono delle praterie enormi, dove